Il prossimo 10 luglio si terrà il sorteggio di quarti e semifinali di Champions Europa League. Lo ha reso noto la UEFA. Il 7 e l'8 agosto riprenderà la Champions League con i match rimanenti degli ottavi di finale che si disputeranno in sede da definire, mentre la Final 8 è in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto. L'Europa League invece riprenderà con gli ottavi il 5-6 agosto con sede da confermare, mentre la Final 8 si terrà in Germania dal 10 al 21 agosto con finale a Colonia. Arthur arriverà a Torino nel weekend per svolgere le visite mediche con la Juventus, con il permesso del Barcellona. Lo rivela l'emittente radiofonica RAC 1, fonte di informazione primaria sulle strategie e sulle mosse del club blaugrana. Sembrerebbe essere ormai concluso quindi lo scambio del brasiliano con Pjanic, l'affare che nelle ultime settimane ha tenuto tutti col fiato sospeso. Arthur ha accantonato le perplessità iniziali e si preparerà così ad indossare la maglia bianconera. Percepirà uno stipendio 3 volte maggiore rispetto a quello percepito in Spagna, 5 milioni e mezzo di euro più bonus. Pjanic invece è pronto per il Camp Nou. Il bosniaco firmerà un contratto quadriennale da 7 milioni e mezzo di euro l'anno. RAC 1 ha poi specificato che entrambi i calciatori rimarranno nelle rispettive squadre fino al termine della stagione, cioè fino all'ultima partita che si disputerà in quest'annata. La Roma rischia di perdere il suo difensore Chris Smalling, pedina fondamentale per la retroguardia di Paulo Fonseca. Baldini non ha ancora trovato l'accordo con il Manchester United, non solo per la prossima stagione, partendo da un nuovo prestito con obbligo di riscatto al 2021, vincolato a determinate condizioni, ma anche per il mese di agosto, diventato importante per chi partecipa alle coppe europee, come la Roma, impegnata in Europa League. Baldini continua a lavorare con ottimismo, Smalling resta la prima scelta, ma se non dovesse rimanere, si pensa a Vertonghen del Tottenham, che arriverebbe a parametro zero. Manca ancora un anno alla scadenza del contratto di Donnarumma con il Milan, ma entrambe le parti si stanno già accordando per un rinnovo. Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera incontrerà il manager del portiere, Mino Raiola, per iniziare ad intavolare un discorso e per parlare del futuro del giocatore. Dal suo debutto tra i professionisti nel 2015, Gianluigi Donnarumma ha sempre indossato i colori della società meneghina e negli ultimi mesi è diventato una colonna portante del club, oltre ad aver conquistato i tifosi. Per questi e per altri motivi il Milan è pronto anche a fare uno sforzo economico pur di trattenerlo.